Da quello che vediamo noi oggi, la lettura e la visione politica di Zaia e della De Berti sul trasporto pubblico locale, lo diceva qualcuno, il trasporto pubblico locale non esiste più, può essere chiuso, non ci serve. La situazione del trasporto pubblico veneto è drammatica, secondo il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. La capogruppo Vanessa Camani e Jonathan Montanariello, vicepresidente della Commissione Consiliare Trasporti, chiedono un deciso cambio di rotta alla Giunta Zaia. Il Veneto è al penultimo posto nella retribuzione di risorse al trasporto pubblico, appena il 2,3% rispetto al fondo nazionale. Nelle altre regioni la media è del 20%. Tra le battaglie che intendiamo fare, battaglie di civiltà le vogliamo chiamare, anche la sfida già dal prossimo bilancio per dire che nell'agenda del Partito Democratico la lotta in qualche modo alla civiltà del trasporto pubblico locale sarà per noi elemento prioritario insieme ad altri temi. Secondo il PD, i pochi stanziamenti della Regione si traducono in trasporti che non soddisfano i bisogni dei cittadini, costi insostenibili per gli utenti, proliferazione di operatori e compagnie che rende ingovernabile la gestione collettiva del servizio e graduale inadeguatezza del parco mezzi, oltre alla fuga dei lavoratori, testimoniata dai sindacati di settore presenti in sala. Dal 2019 in poi a pagarne le conseguenze è stato il costo del lavoro, sono stati i lavoratori, abbiamo perso lavoratori, abbiamo perso servizi, lavoriamo in condizioni sempre più difficili. L'esempio più emblematico è il fatto che tutte le aziende del trasporto in Italia hanno difficoltà a trovare autisti o personale che voglia venire ancora a lavorare in questa azienda. Trovo surreale che si spendano tante parole per la possibilità di prenotare i biglietti con WhatsApp. Non è questo il problema del trasporto pubblico locale veneziano, è la possibilità di muoversi, di accedere alla salute, le cose che diceva il consigliere Montanariello, la possibilità di raggiungere le strutture ospedaliere